Euroregione.news. ABC Burro, sensibilizzare nelle scuole. Presentato a Trieste il progetto che anche quest'anno porterà nelle scuole del capoluogo regionale i volontari dell'Associazione per Bambini Chirurgici del Burro per far conoscere le esigenze e le opportunità che si possono offrire ai bambini ricoverati grazie ai volontari capitanati da Angela Camelio. Allora, il progetto A Scuola con ABC, percorso di educazione e formazione alla cultura del volontariato e dell'inclusione, è un progetto che nasce dal lavoro di continuità che ABC offre come sostegno ai bambini chirurgici e alle famiglie che incontriamo appunto nel reparto di chirurgia del burro. Quello che ci siamo chiesti è appunto che cosa succede a questi bambini quando si conclude il loro percorso di ospedalizzazione, cosa succede quando rientrano magari a scuola, quella rappresenta la loro quotidianità, e come risposta appunto ci siamo dati quello che possiamo fare, che quindi può fare ABC, è condividere con i loro coetanei, quindi con il contesto nel quale poi si inseriranno, quella che è l'esperienza che vive un bambino all'interno del reparto di chirurgia, quindi tutto quello che c'è dietro l'ospedalizzazione, andando a sottolineare quelle che sono le risorse, la forza e il coraggio di questi bambini che noi incontriamo, anziché puntare e mettere l'accento su quelle che sono le loro difficoltà e le loro fragilità. Questo per cercare di attuare un cambio di prospettiva e prevenire tutta una serie di stereotipi e pregiudizi che possono essere legati a bambini che magari nascono con delle difficoltà e sotto il segno di una diversità. Venire qui insieme a raccontare questa nostra adesione anche quest'anno al progetto con ABC è molto importante. Il progetto di quest'anno che verso le scuole, quindi verso i futuri adulti, no? Che potranno gestire insieme a noi la società, fa parte proprio dei nostri valori, cioè il fatto di creare un percorso di educazione verso il volontariato, verso l'inclusione è davvero fra i valori del Credito Agricole. Quindi siamo davvero contenti di aver confermato il nostro impegno, un impegno che ricordo è iniziato ancora nel 2018, vi abbiamo affiancato in vari progetti, tutti un po' nell'ordine del volontariato, nell'ordine della solidarietà, nell'ordine di stare vicino alla vostra associazione che ha tantissimi progetti molto importanti che ci vede assolutamente dalla stessa parte. Quindi mi fa davvero molto piacere confermare questo nostro sostegno. È stato un grande piacere, un grande onore oggi portare il saluto istituzionale del Comune di Trieste a questa bella iniziativa di ABC e portare anche il saluto dell'assessorato alle politiche sociali e al welfare. È importante avere una visione strategica di breve periodo per dare risposta a quelle che sono le esigenze del sociale oggi. Ma è altrettanto importante, forse lo è ancora di più, avere una visione strategica, una visione rivolta al futuro, rivolta al dopo di noi, e questa transita certamente attraverso la cultura che oggi è stata espressa molto bene durante la presentazione di ABC, la cultura che va nelle scuole, perché sono le scuole il cuore pulsante del nostro presente e del nostro futuro. Da Trieste per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news